Per la festa di San Marco, patrono di Venezia e delle genti venete, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, lancia un forte richiamo all'importanza di costruire la pace, ricordando proprio il motto dell'Evangelista Marco, una festa della città per il suo patrono, inevitabilmente segnata quest'anno anche dalla tristezza per la scomparsa di Papa Francesco, che giusto 362 giorni fa entrò in carrozzina per sostare qualche minuto in preghiera nella cattedrale in occasione della sua visita pastorale a Venezia. Oggi, quest'anno, San Marco ha un'attualità particolare perché appunto siamo in un periodo difficile per quello che riguarda il bene grande della pace, e noi sappiamo che San Marco è individuato con questa dicitura Pax tibi marce evangelista meus. La situazione mondiale impone, secondo il patriarca, delle riflessioni su come arrivare a una pace vera e duratura, guardando al motto dell'Evangelista. La pace nasce dal cuore dell'uomo, c'è poco da dire, è solo il cuore dell'uomo e direi due altri ingredienti, la giustizia e la verità. Ecco, se nei rapporti umani, personali e anche tra gli stati manca la capacità di dirsi la verità, e allora possiamo iniziare una guerra dicendo che è un'operazione speciale. Il patriarca Francesco, dopo aver presieduto stamattina il pontificale di San Marco, trasmesso in diretta da Antenna 3, domani sarà tra i concelebranti in piazza San Pietro a Roma delle esequie del Santo Padre. Un anno dopo racconta un episodio inedito della visita di Papa Bergoglio a Venezia il 28 aprile 2024. La gioia di Papa Francesco nel momento in cui saliva sull'elicottero per ritornare a Roma e cui mi ha detto ringrazio perché mi sono sentito accolto, mi avete accolto bene. No? Questa frase aveva più valore di tanti discorsi, poche parole che però dicevano al termine di alcune ore intense dedicate alla nostra città, alle nostre comunità cristiana, ma anche alla comunità civile, dicevano i sentimenti del Papa.